Federica Pellegrini entra nella leggenda, oro nei 200 stile libero con una gara strepitosa che la consacra, la più grande di sempre. Io infinita, dice la campionessa in lacrime a fine gara. Dichiarato lo stato di allarme per disagio fisico da caldo intenso, il Summit del Veneto invita ad attenzioni particolari per anziani, bimbi e persone fragili, sfiorati i 38 gradi. Caldo record fino a venerdì, poi arriverà il maltempo, il meteorologo, ci saranno nel weekend temporali anche forti con possibili grandinate. Domani nuovo incontro sull'autonomia, il ministro Stefani affronta il nodo cultura e lunedì vedrà finalmente Tria, la Presidente del Senato, i cittadini la chiedono. 2 ore in balia dei malviventi che gli stavano mettendo a soqquadro la casa, notte di terrore per un agricoltore di San Pietro Viminario in provincia di Padova, la seconda rapina in 3 giorni. 61enne morto in una casa di riposo nel Trevigiano, eseguita l'autopsia per accertare se si tratta di morbo della mucca pazza, non sono previste misure per la sanità pubblica. Sciopero generale dei trasporti, alta l'adesione secondo i sindacati, fermi treni, bus, vaporetti, disagi per pendolari e turisti soprattutto a Venezia e venerdì tocca al trasporto aereo. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano lo sport con la strepitosa vittoria di Federica Pellegrini, ce l'ha fatta ancora, ha vinto il 4° mondiale nei 200 con un tempo che ha lasciato tutti senza fiato e così la campionessa di Spinea entra nella leggenda, vediamo. Campionessa nel DNA, Federica Pellegrini in Corea ha vinto ancora in grande stile il suo 4° oro mondiale nei 200 stile libero. Nessuno la batte, questa è la sua gara. Un tempo fenomenale, 1:54:22. Io non ci credo ancora, ha commentato a caldo Federica tra le lacrime di gioia. Mai avrei immaginato l'oro. Io infinita? Sì. Questa medaglia si chiama amore. E ora per la campionessa di Spinea che ad agosto compirà 31 anni, in totale ci sono 6 medaglie mondiali. Subito sono arrivate congratulazioni da ogni parte. Ogni sportivo di ogni angolo del mondo, a cominciare da me, ha commentato il governatore veneto Zaia, oggi si inchina alla straordinaria impresa di una ragazza fenomenale che, partita da Spinea nel nostro Veneto, ha raggiunto Marte. Nemmeno madre natura ha ancora capito quale possa essere il limite psicofisico di questa incredibile atleta, continua Zaia, perché ogni volta che il limite sembra raggiunto lei riesce a superarlo, con la forza dei grandissimi, con il coraggio di una donna vera, con la preparazione di un atleta che sta riscrivendo la storia dello sport. Grazie Federica per continuare a darci emozioni che nessuno sportivo potrà mai dimenticare. In queste parole si sintetizza il pensiero di tutto il Veneto. Ed era il caldo bollente che in queste ore sta attanagliando la nostra regione, dichiarato lo stato d'allarme per disagio fisico da caldo intenso. Il SUEM del Veneto invita ad attenzioni particolari per anziani, bimbi e persone fragili. Picco di accessi al pronto soccorso dell'ospedale Caffoncello di Treviso. Allarme per anziani e bimbi. In questi giorni, con le temperature da bollino rosso, si è registrato un aumento di persone che si sono recate al nosocomio trevigiano. Gli anziani, quelli maggiormente più esposti alle alte temperature e che hanno fatto ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso. Situazione non allarmante per il momento, ma costantemente monitorata. Oggi, ad esempio, in città si sono sfiorati i 36 gradi, anche se la provincia più calda del Veneto è stata Rovigo. Più sincopi, qualche aritmia sopraventricolare perché appunto la gente beve poco e quindi insomma soprattutto quelli che hanno già altre patologie polmonari o cardiache sono più facilitati ad avere qualche evento acuto. Poi sono aumentate un po' le gastroenteriti, che sono anche queste tipiche del periodo, soprattutto legato di solito alla conservazione dei cibi, che non è sempre la migliore con queste temperature. Il bollettino ARPAB parla di temperature stazionarie fino a venerdì, con peggioramento della qualità dell'aria, fino a risultare localmente scadente sulla pianura e pedemontana. Poi dovrebbe registrarsi un peggioramento per il weekend, dove sono previste piogge anche a carattere temporalesco, quindi ancora 3 giorni di grande caldo. Però c'è un incremento soprattutto degli anziani, perché sono i pazienti fragili, quelli che sono pluripatologici, sono più soggetti a complicanze determinate dalla disidratazione, chiaramente il caldo
il fatto che bevano poco, in quanto il paziente anziano normalmente beve poco perché sente poco lo stimolo della sete, eccetera, e provoca appunto può complicare complicanze di tipo respiratorio, cardiaco. Caldo bollente dunque ancora fino almeno a venerdì, poi arriveranno i temporali che potranno portare anche violente grandinate. Sentiamo. Caldo infernale, ma poi attenzione ai temporali e soprattutto alla grandine. Questa è la previsione per i prossimi giorni di questa estate sempre più bizzarra. Questo è il periodo di massimo caldo durante l'anno, certo è un'ondata più forte del normale, abbiamo questo anticiclone africano e anticiclone dell'Azzorro, insieme ci portano aria calda, inoltre fanno ristagnare la massa d'aria sulla pianura che si carica purtroppo di umidità e quindi il tempo risulta particolarmente fastidioso. 35, 36, 37, anche 38 gradi fino a giovedì, venerdì. Quindi non solo temperature decisamente molto più elevate rispetto alla media, ma anche una forte evaporazione che nel breve periodo caricherà il cielo di nuvole e di energia pronta a scaricarsi quando al vento caldo si sostituirà un'ondata fredda da nord. Sabato e domenica dovrebbe riuscire a passare un sistema perturbato, quindi la nuvolosità e qualche effetto temporalesco che localmente potrà essere intenso abbasserà le temperature. Attenzione quindi al fine settimana dove saranno probabili anche forti grandinate. Quando c'è un accumulo di calore così forte c'è un elemento presente nell'atmosfera pericoloso che è energia, basta l'energia accenderla e quindi basta un impulso di aria instabile che avvengono i temporali, quindi probabilmente adesso vediamo come si evolve, ci saranno le condizioni anche per qualche temporale anche intenso. Quindi anche qualche grandinata? Ma questo è sempre possibile, poi con l'instabilità degli ultimi tempi questa è una cosa all'ordine del giorno. Probabilità ancora più elevata nelle zone collinari, quindi a rischio il prosecco, per una finestra di maltempo che durerà giusto il fine settimana. Passato il sistema perturbato, già dalla settimana successiva avremo ancora diversi giorni di caldo cosiddetto opprimente, quindi ben oltre i 30 gradi. Torniamo a parlare dell'autonomia, domani è previsto un nuovo incontro, il ministro Stefani affronta il nodo cultura e lunedì vedrà finalmente il ministro Tria, ma il governatore Lombardo attacca: se queste sono le premesse non vado da Conte. Ed oggi di autonomia ha parlato anche la Presidente del Senato Casellati. L'autonomia differenziata, che può rappresentare, a mio avviso, più un'opportunità che un rischio. Governo, Regioni, Parlamento saranno tutti chiamati a dare un contributo per rendere effettivi i principi di sussidiarietà e buon andamento, senza egoismi e senza penalizzazioni per nessuno. Autonomia da fare con la centralità del dibattito in Parlamento per arricchire le scelte, ma applicarla perché i cittadini la vogliono. Interviene anche la veneta Casellati, seconda carica dello Stato, per spingere il progetto di riforma che fa litigare la maggioranza di governo. E dal conclave evocato da Zaia per chiudere la partita ora si passa alle nozze in bilico, come fa il ministro Stefani. Quello tra noi, il Movimento 5 Stelle, dice non è un matrimonio fondato sull'amore ma su un contratto. Se non viene rispettato è dura andare avanti. Vero è, aggiunge, che il confronto aspro serve a chiarire le posizioni. La prossima tappa è domani, nuovo vertice sul fronte cultura con Bonisoli, ma quello che conta sarà inizio settimana, finalmente, con il Ministro dell'Economia. Poi svela che il Premier ha annunciato che fisserà un incontro con i presidenti di Veneto e Lombardia per valutare con loro il testo dell'intesa prima dell'approdo in Consiglio dei Ministri. Ci sarà quindi la necessità di tener conto di tante esigenze e di contemperare aspetti geografici, sociali ed economici, sapendo che i cittadini ci chiedono di ridurre la distanza tra decisori e territorio in una logica di efficacia, di efficienza e di economicità. Salvini ribadisce la necessità di fare in fretta. Il governatore lombardo Fontana si augura che l'intesa si sblocchi come la TAV. Ma se le premesse sono rivisitazione dell'autonomia finanziaria, è inutile che vada a Roma dal presidente Conte, dice. Ed ora la cronaca, 2 ore in balia di 3 malviventi che gli stavano devastando la casa, notte di terrore per un agricoltore di San Pietro Viminario in provincia di Padova ed è il secondo assalto in villa nel giro di 3 giorni. Sono venuti questi 2 persone mascherate, mi hanno detto vogliamo i soldi,
Avevano già cominciato, insomma, a cercare e ho detto: li avete già trovati? Cercate. È comparsa una terza persona che praticamente ha fatto la custode e gli altri hanno fatto l'ira di Dio, appunto. Non ha dormito tutta la notte l'agricoltore di 67 anni di San Pietro Viminario, vittima di una rapina in casa, la seconda in pochi giorni a Padova. Racconta, ma non vuole farsi riprendere. Era rientrato intorno a mezzanotte. In queste sere d'estate chi lavora la terra fa la spola con campi e vigneti per seguire le irrigazioni. Forse era incasato un po' prima del previsto. Di sicuro all'interno, entrati probabilmente dal capannone sul retro, i malviventi c'erano già. 3 uomini decisi, volto coperto, accento dell'est, poche parole, soldi, mani, immacchiare le intenzioni. L'agricoltore è stato fatto sedere in cucina, mentre per quasi 2 ore i banditi devastavano la casa alla ricerca di soldi o di una cassaforte. Magro il bottino, poco più di 100 euro in contanti, i soldi del portafoglio, il fucile da caccia, ricordo del nonno, poi la fuga. Quando sono andati via mi hanno legato le mani e i piedi. Uno scotch, sì, che avevano, insomma, ecco. Pochissime parole, racconta l'uomo ancora molto scosso. I carabinieri sono arrivati nel cuore della notte e questa mattina hanno compiuto un nuovo sopralluogo. Nel giardino sul retro sono stati recuperati alcuni arnesi da scasso. Per l'agricoltore, che in questa tenuta colonica vive solo, un incubo. Paura è un'esperienza da... se non parla. Proseguiamo con la cronaca. 61enne morta in una casa di riposo del Trevigiano, eseguita l'autopsia per accertare se a causare il decesso è stato il cosiddetto morbo della mucca pazza. Sospetto caso di Creutzfeldt-Jakob per una donna di 61 anni morta nei giorni scorsi in una casa di riposo del distretto di Pieve di Soligo. Come previsto dalle indicazioni ministeriali è stata già eseguita l'autopsia per accertare l'esatta causa del decesso. Solo con l'esame autoptico infatti sarà possibile accertare da quale variante della malattia fosse affetta la 61enne. La malattia di Creutzfeldt-Jakob appartiene al gruppo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, forme molto rare di malattie degenerative del cervello che includono alcune varianti, sporadica, familiare, iatrogena e la nuova variante più nota come morbo della mucca pazza, ancora più rara. Una malattia letale dal decorso veloce, con progressiva demenza accompagnata da problemi fisici che nel giro di alcuni mesi, massimo 2 anni, porta al coma e alla morte. Nelle prossime settimane si saprà da quale variante fosse stata colpita la donna. Non sono previste, in relazione al caso trevigiano, misure di sanità pubblica. Il cosiddetto morbo della mucca pazza creò allarme a metà degli anni 90, quando si registrò un'anomala concentrazione di casi in Inghilterra e si ipotizzò una correlazione con l'alimentazione, in particolare con la carne di bovini nutriti con farine animali, legame che però non è mai stato accertato ed è escluso per i cosiddetti casi sporadici. Questa è una, tra virgolette, quelle vox populi che nasce da quei casi diversi, peraltro, di circa 20 anni fa in Inghilterra, dove però la malattia si era manifestata in pazienti più giovani, con caratteristiche cliniche anche diverse e che tra l'altro poi non si sono più ripetuti. E continuiamo con la cronaca che registra l'ennesimo incidente sul lavoro. È successo in un'azienda di Rosà, dove un operaio di 21 anni ora lotta tra la vita e la morte. Infortunio sul lavoro, è gravissimo, sta lottando tra la vita e la morte un operaio di appena 21 anni, residente a Bassano, dipendente della torneria meccanica Demo di via Alessandro Manzoni a Rosà. Il giovane questa mattina stava lavorando a un tornio quando è stato colpito da un tondino di ferro schizzato come un proiettile dal macchinario. Ha riportato la lacerazione della trachea, un trauma toracico interno. Immediati soccorsi dei colleghi che hanno allertato il 118, subito portato al San Bassiano, viste le sue condizioni disperate, è stato trasferito all'ospedale di Padova. I medici per lui non hanno ancora sciolto la prognosi. All'azienda di Rosà, carabinieri e personale dello Spisal, che ha proceduto al sequestro del macchinario e ha informato il magistrato di turno. Ed ora torniamo a parlare del delitto di Vittorio Veneto, perché è in corso l'autopsia sul corpo del 57enne Paolo Vai, ucciso dalla compagna e dall'amica di lei. Sentiamo.
Dalle prime indiscrezioni Paolo Vai, l'uomo di 57 anni ucciso a Vittorio Veneto da Patrizia Armellini e Angelica Comarci, le due donne arrestate per omicidio volontario in concorso, sarebbe morto per un arresto cardiaco dovuto a soffocamento. Sarà l'autopsia effettuata dal medico legale Alberto Furlanetto a stabilire come sia deceduta la vittima. Al momento restano in piedi le ipotesi dei magistrati che hanno deciso di convalidare gli arresti per timore che le due possano reiterare il reato. Intanto la difesa ha chiesto ed ottenuto di poter effettuare nuove analisi sul corpo della vittima per stabilire le cause del decesso. E poi comunque i tre vivevano in un mondo chiuso, non avevano relazioni con il mondo esterno, non lavoravano, non avevano relazioni con la famiglia. Non si sa cosa era il vissuto precedente, per quello abbiamo voluto estendere anche l'esame di sangue a determinate prove anche virologiche. Protesta dei cittadini davanti alla sede dell'Ater di Padova contro gli aumenti dei canoni d'affitto delle case popolari ed intanto i consiglieri regionali del PD chiedono alla Regione di sospendere l'applicazione della legge. Siamo qui oggi per chiedere conto della nuova legge regionale in discussione dal 2017 che adesso è diventata effettiva con tutto questo carico di disgrazie per molte famiglie. A me è aumentato di 40 euro, da 27 sono andata a 67, però io vivo con 290 euro di pensione di invalidità. Veda un po' lei, cioè se non che sia l'assistente sociale che mi dà un contributo, mi non arrivo neanche a mangiare. Alda vive in una delle case Ater del quartiere Maroncelli a Padova. È qui davanti con la DL Cobas per far sentire la sua voce e quella dei tanti anziani che nel suo quartiere abitano preoccupati. 40 euro per lei sono un tesoro, questo aumento non ci voleva, così come per Daniele che ha già 4 mesi di affitto in arretrato. Da 35 penso a 100 euro, mi sono disoccupato da 3 anni. E non lo stipendio, niente. Vive da solo? Con un'amica che mi aiuta, ma io purtroppo cosa può fare? Con le bottiglie, non devo fare gli anni. Alla Guizza vive invece Cesarina. Da 2,40 a 5,88. Io vivo lì dal 67. 52 anni in questa casa, racconta Cesarina, 30 ne ha passati ad Abano Lucia. Però adesso con reddito basso hanno aumentato più di 50 euro, quindi passa da 2,70 a 75, adesso non ancora, a 3,30. Un paio di cartelli, storie di ordinaria difficoltà che li accomuna tutti. Una legge che non capiscono, la 39 del 2017, ispirata a principi di capacità reddituale e giustizia sociale, aveva spiegato ai nostri microfoni il presidente dell'Ater di Padova, Zaramella. I consiglieri regionali del PD ne chiedono una sospensione per applicare modifiche urgenti che tutelino i più bisognosi. Intanto i cittadini raccontano, con l'Ater difficile parlare. C'è la guardia giurata che fa entrare solo le persone che hanno preso appuntamento col numero verde, che quando chiami o non ti rispondono. La Brescia-Padova si farà, l'analisi costi-benefici dice un no grande come una casa, lo dice il professor Ponti, presidente della commissione costi-benefici della TAV, durante la puntata di Agora Estate in onda su Rai 3 e proprio in seguito a questo il PD del Veneto chiede a gran voce le dimissioni del ministro Toninelli. Parliamo ora di trasporto pubblico perché oggi è stato il mercoledì nero dei trasporti a causa dello sciopero generale. Sentiamo com'è andata nel veneziano. Disagi per quanto ti riguarda? Guarda, un casino, vengo da Trento, devo arrivare a Trieste, sono già da 4 ore in viaggio, quindi è veramente un disagio totale. E con i treni, fermi, bus, vaporetti e pure il settore portuale, dove tra le tante richieste si registra anche il problema relativo alle scadenze delle concessioni, il che per i lavoratori del porto significa mancanza del rinnovo dei contratti. Perché scadono le concessioni nel 2022. Sì. Sono in scadenza e non si danno rinnovo. Le aziende hanno bisogno di avere un rinnovo, per una sicurezza per
avere degli investimenti. Anche nel veneziano, giornate di sciopero dei trasporti, l'astensione del lavoro di 8 ore dalle 9 alle 17, proclamata dai sindacati di categoria confederali e autonomi. La cosa assurda è che nel momento che ho comprato il biglietto non sono stato avvertito online, cioè pensavo che se non ci fossero le corse non nemmeno ti facevano acquistare il biglietto, quindi ho acquistato il biglietto, mi sono presentato in stazione e ho visto dei pullman alternativi non coerenti poi tra l'altro con le tratte. Per la CGIL adesione alla Fincantieri del 100%, per la CTV si ferma al 22% per il settore automobilistico e al 17% per la navigazione. In sciopero anche l'autonoleggio, ma non i taxi, che però, come effetto domino, risentono dell'astensione generale. Ci sono meno clienti, forse ne arrivano meno, questo intendevo dire, c'è meno movimento, non so, derivato dei treni che mancano forse, non lo so. E il Codacons nel frattempo ha presentato un esposto in procura contro i sindacati dei trasporti e relativo, si legge, all'ignobile sciopero indetto per la giornata odierna, una protesta che, spiega l'associazione, risulta sbagliata, inaccettabile e lesiva dei diritti degli utenti, perché viene attuata in pieno periodo estivo, con gli spostamenti e le partenze per le vacanze e a poche ore dal caos ferroviario che ha letteralmente spezzato in due l'Italia, creando disagi enormi anche ai veneziani nei giorni scorsi. Mi sta creando non pochi problemi al lavoro. È informata al lavoro? Sì, è informato, però lavoro con appuntamenti e non sempre viene pagata ora il lavoro, quindi mi ha creato qualche disagio. Pubblicità, ora linea alla regia, tra poco. Eccoci di nuovo in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Torniamo a parlare delle grandi navi in laguna. Il tavolo romano non ha portato soluzioni, ma il ministro delle infrastrutture inizia a rivedere alcune proposte finora escluse a priori. Non è stata una riunione risolutiva quella sulle grandi navi svoltasi a Roma, perché ancora una volta non c'è stata alcuna decisione. Il tavolo è iniziato alle 17:45 come previsto, ma inizialmente senza il ministro Toninelli, arrivato un'ora dopo per impegni sulla questione TAV. Erano presenti invece il presidente dell'autorità portuale dell'Alto Adriatico Musolino, il provveditore alle opere pubbliche del nord-est Linetti, il comandante della capitaneria di porto Pellizzari. Dall'incontro però è uscita in realtà una novità. Quello che il ministro Toninelli ha sempre detto sulle navi a Porto Marghera, che è impraticabile o che non le avrebbe mai fatte andare in mezzo al carbone e ai container in un luogo a rischio Seveso, improvvisamente non vale più. Toninelli propone Fusina e pensa transitoriamente alla soluzione nelle banchine di Marghera, andando così incontro a quanto sostenuto dal sindaco Brugnaro, che proprio la scorsa settimana è salito a bordo di una nave girando un video e dimostrando le sue ragioni. Anche il presidente di Confindustria Venezia interviene sulla questione. Non commento, quello che fa il ministro io non commento, più forte di me, perché non sono e non voglio entrare in decisioni dal punto di vista mediatico, dobbiamo essere concreti. Marghera qualcuno l'ha detto che era il Fukushima. Io dico una cosa, questa sì, va bene Marghera, sono contento del fatto che si sia scardinato un gap mentale, che Marghera non poteva ospitare le grandi navi, ma non compromettetela il traffico del porto. Allora c'è una soluzione se Marghera è sì, scavare il Vittorio Emanuele e togliere quella contaminazione, se c'è una contaminazione, dai canali. Marinese si interroga sulle vere motivazioni che finora hanno portato il ministro Toninelli a dire no e poi sì, andando anche in contraddizione. Se il problema Marghera non è più un problema di natura ambientale, come non lo è mai stato, allora anziché fare soluzioni provvisorie che durano anni e che comprometteranno la vita del porto, scaviamo un canale molto più semplice, non diventa più provvisorio ma diventa definitivo e diamo una soluzione, e le navi le togliamo davvero da San Marco, ma le tagliamo velocemente. Oggi dal CIPE per il Veneto sono arrivati tanti importanti sì, grazie al Presidente del Consiglio e al Vice Premier Salvini, che hanno seguito con costanza e tenacia queste partite. Sono dei sì che significano futuro, progresso, impegni che si potranno mantenere su progetti storici ma anche su partite recenti e recentissime come i Mondiali 2021 e le Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026. E questo è il commento del Presidente del Veneto Zaia agli esiti della riunione odierna del Comitato
interministeriale per la programmazione economica che ha dato il via libera a progetti per le infrastrutture, tra le quali un piano per Cortina appunto sui mondiali e poi sulle Olimpiadi del 2026, finanziato con 100 milioni per l'ambiente e la tutela del territorio, con 29 milioni di euro riservati al Veneto per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario, con 320 milioni destinati a 12 progetti presentati del Veneto, la quasi totalità dell'importo progettuale. Ed era questa l'ultima notizia per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo 20:10, questa sera ospiti di Ferdinando Avarino, l'assessore all'ambiente del comune di Treviso Alessandro Manera e la consigliera del Partito Democratico Antonella Tocchetto. È tutto, in chiusura come sempre ci salutiamo con le previsioni del tempo, il meteo. Bentrovati al meteo. Intensa ondata di calore sul nostro territorio, quella di giovedì 25 luglio sarà una giornata calda e afosa, insomma da bollino rosso. Sul Veneto bel tempo con ampio soleggiamento ovunque, il cielo sarà sereno o al massimo nuvoloso, specie sulle Alpi, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Il clima sarà rovente con temperature minime tra 21 e 25 gradi, massime caldissime comprese invece tra 32 e 37 gradi. Attenzione in particolare a Rovigo e Verona, ma l'afa si farà sentire un po' in tutta la nostra regione. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo tanto sole su tutti i settori. Il cielo si presenterà al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 21 e 22 gradi, massime comprese invece tra 32 e 35 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà asciutto e stabile ovunque, anche in questo caso le piogge saranno assenti e il sole dominerà la regione. Temperature minime comprese tra 20 e 21 gradi, massime bollenti fino a 38 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, io vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.